È del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Clodovaldo Ruffato, il ricordo istituzionale più intenso per Giulio Andreotti. Chi ricorda i drammatici anni del dopoguerra, le tensioni internazionali e le battaglie ideologiche, la ricostruzione economica, le tensioni sociali e gli anni del terrorismo, non può che esprimere commozione e partecipazione per la scomparsa di Giulio Andreotti. Sono certo, aggiunge Ruffato, che la storia renderà merito alla sua capacità di esprimere una politica concreta, paziente e lungimirante. Un politico di grande levatura, la cui capacità di mediazione sarebbe utilissima in questo momento, ha detto di lui Ugo Bergamo, ex sindaco di Venezia, mentre Settimo Gottardo, sindaco di Padova nel 1983, ricorda in quell'anno il decisivo intervento di Andreotti, allora Presidente del Consiglio, nella liberazione di 2 padovani detenuti in Libia perché coinvolti in una rivolta contro Gheddafi. Una figura che godeva tra i veneti di una popolarità che superava quella datagli dal partito, lo sottolinea anche l'ex senatore del PD Paolo Giaretta, anch'egli formatosi nella Democrazia Cristiana. In Veneto il 7 volte premier non aveva grandi contatti, né molti uomini di sua fiducia. Però era un uomo talmente popolare che alla fine degli anni '80 fu candidato capolista alle europee nel collegio Veneto, Emilia e Trentino, e prese una enormità di voti, oltre 700.000 voti di preferenza. Dal 1996 Giaretta ebbe modo di condividere in Senato lo scranno vicino a quello di Andreotti. Non perdeva una seduta, svolgeva una enorme quantità di corrispondenza mentre ascoltava gli interventi e vedevo che rispondeva personalmente a tutte le lettere, con la sua calligrafia che era anche poco leggibile, ma rispondeva di persona a tutti, aveva una memoria straordinaria. Con la sua morte se ne va anche il penultimo dei costituenti, fa notare Giaretta. Ora di quella generazione di politici di qualità è rimasto solo Emilio Colombo, 92 anni, senatore a vita.